Sono venuto anche durante l'estate perché per me è un richiamo un po' del cuore e della mia memoria. Ci vengo sempre volentieri. Oggi vedo qui una bella comitiva di devoti, di persone che hanno caro il pastore, il vescovo Luciani. Tanti mi dicono sono stato cresimato, ecco, dal vescovo Luciani, ma oltre alla cresima c'è anche la memoria di questo bel profilo di sacerdote e di vescovo caratterizzato dalla vicinanza, dall'umiltà, ecco, da una prossimità alla gente. Abbiamo appena celebrato il Sinodo a Roma, abbiamo parlato del lavoro di collaborazione, del vivere insieme. Ecco, credo che è stato un po' un precursore di questo aiutarsi, collaborare insieme. Ecco, vicinanza, prossimità erano veramente le caratteristiche di questo sacerdote, di questo vescovo. Penso che guardiamo a lui, sacerdoti e vescovi, grande con ammirazione, cercando anche di seguirne un po' le orme perché ce n'è tanto bisogno. E poi gli chiediamo che ci dia pastori anche numerosi, il numero è importante. Oggi vediamo i sacerdoti che corrono, che lavorano col fiato lungo, direi. Ecco, che ci dia dal cielo questa ispirazione ai giovani proprio di abbracciare questo impegno di vita che è così importante per la guida del popolo di Dio.